Sono circa 600.000 i siciliani che saranno chiamati a rinnovare i consigli comunali e a eleggere il nuovo primo cittadino. In totale sono 46 i comuni chiamati al voto, di questi 13 con il sistema proporzionale con turno di ballottaggio con i comuni oltre i 15.000 abitanti e 30 con il sistema maggioritario senza ballottaggio, i comuni meno di 15.000 abitanti. Nella nostra provincia sono 6 i comuni chiamati al voto, 3 con il sistema proporzionale e sono Canicattì, Favara, Porto Empedocle e 3 con il sistema maggioritario, Montallegro, Montevago e San Biagio Platani. A Canicattì, dove a contendersi la poltrona di primo cittadino sono il sindaco uscente Ettore Di Ventura, sostenuto dalle liste soprattutto Canicattì, Liberi e Forti, Canicattì Rinasce e Forza Italia, l'ex sindaco Vincenzo Corbo, sostenute dalle liste Corbo Sindaco e Facciamo Squadra, Cesare Sciabarrà, giornalista, sostenuto dalla lista civica Cesare Sciabarrà, sindaco Fratelli d'Italia e Onda, e il consigliere comunale uscente Fabio Falcone, sostenuto dalla lista Canicattì Movimento. Ben 5 sono i candidati invece a Porto Empedocle, dove l'oltre uscente Ida Carmina, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, seguono in ordine alfabetico l'ex candidato Gianni Amel, sostenuto dalla lista Primavera Empedoclina, l'ingegnere Salvo Iacono, sostenuto dalle liste Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci e Isola Empedoclina, il consigliere comunale Rino Lattuca, sostenuto dalle liste Fratelli d'Italia, Lattuco Sindaco e Siamo Vigate e UDC, il già consigliere provinciale e comunale Calogero Martello, sostenuto dalle liste Noi per la Città, Progetto Comune e Forza Italia. Si passa poi al comune di Favara, dove sono 3 che aspirano alla poltrona di primo cittadino. Si tratta dell'ex deputato Giuseppe Infurna, sostenuto da Azzurri per Favara, Lega, Onda e Cambiare Passo, Democrazia Cristiana e Forza Italia. L'ex assessore e consigliere provinciale Salvatore Montaperto, sorretto dalle liste Diventerà Bellissima, Fratelli d'Italia, UDC, Facciamo Squadra con Montaperto sindaco, Montaperto per Favara, Vivi Favara e Fabaria Nuova. L'ex consigliere comunale Antonio Palumbo, retto dalle liste Favara per i beni comuni e l'altra Favara, il Partito Democratico. Passiamo poi a Montallegro, 2 sono i candidati che lottano per la lista di sindaco. Si tratta dell'ex sindaco ed esponente del PD Andrea Iati, sostenuto dalla lista Noi per Montallegro, e dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giovanni Cirillo, sostenuto per Ripartiamo Insieme. Poi passiamo al comune di Montevago, dove si ripropone l'uscente sindaco onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, sostenuta da una lista civica per Montevago e La Rocca sindaco. Quindi l'ingegnere Giuseppe Arcuri, sostenuto dalla lista Rinnoviamo Montevago. 2 candidati a sindaco anche nel comune di San Biagio Platani, già sciolto per mafia. In corsa per la poltrona a sindaco sono Michele Di Piazza, sostenuto dalla lista Scriviamo il Futuro, e Salvatore Di Bernardo, sostenuto dalla lista Costruiamo il Futuro. Ricordiamo che ci si potrà recare ai seggi elettorali domani domenica 10 ottobre dalle ore 7 alle ore 22 e lunedì 11 ottobre dalle ore 7 alle ore 14. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti risulta eletto il candidato sindaco che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Se i 2 candidati dovessero ottenere lo stesso numero di voti si procederà al turno di ballottaggio. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti risulta eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il 50% più 1 dei voti. Nel caso in cui si dovesse tenere il ballottaggio, il turno si terrà domenica 24 ottobre dalle ore 7 alle ore 22 e lunedì 25 ottobre dalle 7 alle 14.